comunque faccio una challenge proprio difficile. Non ci credo! €1! Con le scarpe a €1! Cosa si può comprare da Decathlon? Ma cosa si può comprare da Decathlon con €1? E che ne sai? Poi è cominciato un video. Ancora l'ha già fatto, ancora già registra, che ne so? Dopo gli episodi al centro commerciale e all'Ikea, oggi siamo venuti da Decathlon, qui a Casoria, per scoprire con un solo euro cosa è possibile acquistare. Questa è un'altra challenge che è un po' a rischio, perché Decathlon sì, è immenso, però non credo che abbia tantissimi prodotti che si possono acquistare con un solo euro. Ecco, per esempio fuori troviamo già questo tavolo da ping pong che per €359 si differenzia dal nostro budget. Peccato. Anche quest'altro tavolo, €419,99. Sarà una sfida molto dura, molto ardua. Per questa ed altre sfide lasciate un bel mi piace, un bel commento, cominciate ad iscrivervi al canale. Voi nuovi che guardate i video e non siete iscritti, entriamo dentro e parte questa challenge. Ragazzi, siamo dentro, primo prezzo molto basso che vedo, eccolo qui, €2,99. Che so, i tappi di bottiglie, i bottiglie proprio. No, amo le bottiglie, non vedi? Ma comunque è troppo quasi da Decathlon, cioè non si capisce niente. Guarda che stiamo al mercato, gente che chiagna, allarmi che suonano. Ma sei in un luogo pubblico, cioè nel senso ci possono entrare tutti qua Sarà dentro. night one sul registrante. Vabbè, comunque questa è una delle aree dove i prezzi stanno abbastanza bassi. Infatti stanno tutte le borracce, comunque le bottiglie, €5,99, €8,99, €9,99. Vabbè, qui a salire, qui invece di nuovo a scendere. Tappo 100 a vite, €2,99, €3,99, €4,99. Attenzione signori, perché credo che questo possa essere un reparto adatto alla nostra challenge. €3,99, questo pezzo di plastica che sarebbe tutto tap stanno qua. Beh, questa è proprio l'aria tappi per il culo. Altro primo prezzo tecnico, €7,99, sono gli zaini, borsoni, a studiatura, piagna sei. Calzini a €3,99. Vediamo la qualità. Che su chi lì lo coppo lungo mare a Napoli. Yeah. Questi possiamo comprare anche a rate. E quindi a rate da €1. Per 3 mesi calzini a rate da €1. Qui invece la situazione è un po' diversa. Stanno gli zaini, in teoria sono quelli là simili a quelli degli scout. Da campeggio. €79,99, €69,99. Prezzi molto più alti. €184,99. Attenzione signori, qui si riabbassa di nuovo la situazione. Come si chiamano queste cose? Le chiusure, non lo so. I pin lock, vabbè in inglese, €2,99, ma comunque siamo fuori budget. Io l'avevo detto che questa era una challenge difficile. €1,99. Attenzione, le pile, no, la pila, solo questa, piccolina, lithium a €1,99. Allora, diciamo che se vogliamo tenere conto di quello che abbiamo detto nei precedenti episodi, rientra nel range da 1 a €1,99. Quindi per il momento teniamoci buona questa pila lithium da €1,99. Vediamo se è possibile trovare una bicicletta a €1. Che dici? Impossibile. E questa, la bicicletta da €1? No, da €29,98. Ah, noleggio da €5 al mese. Ma scusa, se questa sta a €4,99 al mese, questo che è ancora più piccolo non dovrebbe stare a €1 al mese? Ma questo senza noleggio. Questa €69,99 di meno. Amore, ma che è una bicicletta? Ci capito, non può stare €70 una bicicletta per creatura. Scusa, è che il Perù su quando sta? Diciamo, tutti i clacson possibili e immaginabili non omologati, praticamente i guanti, le selle, le borracce, tutto più di €1. Challenge più complicata non potevo scegliere questa mattina, ma sono sicuro che oltre quella pila troverò almeno un'altra cosa da €1. Siate fedeli, credete in me. Questo invece è il reparto skateboard. Vi dico una cosa, da piccolo ce l'avevo ma non l'ho mai saputo portare, ma azzeccava sempre in terra. Ma ci credo, cioè. Ah, c'ho la patente, un po' per portare su cose. Uno come ti può mai portare lo skateboard? Sì, un H&M. Aspetta, vediamo questo reparto qua perché vedo dei prezzi più bassi. Allora, questo è il prodotto che costa di meno qua. Non so minimamente cosa sia. Penso lo scotch, tipo lo scotch nero. Forse è quello che si mette vicino alle dita. È impossibile leggere sta qualsiasi tipo di lingua, tranne quella italiana. Ah, Sempre vicino alle biciclette. biciclette, manubrio delle biciclette, vedi? Per non far scivolare le mani. €1,99. Ma non sta a €1,99. €2,99. Beh, ovviamente, oltre a mostrarvi, noi compreremo qualcosa. Però voglio comprare una cosa utile. Cioè, non voglio accattare qualsiasi cosa che vedo a €1. La cosa più utile che trovo, o le cose più utili che trovo a €1, come questa, per esempio. €1,99. L'ho detto io. Nel range ci siamo. Però neppure questo so che cos'è. Tipo una colla. La cosa però può essere interessante. La colla per attaccare sti gran coglioni. Ah no, è €16, da lontano avevo visto €1. Qua, niente di meno, come fai a vedere in euro, €16,99? Sei proprio ciecato. Questo è tutto il lato €1,99, però sono le stesse cose che abbiamo visto prima. 5 grammi per 2. Quanto fa? Scrivetelo qui sotto nei commenti. Come faccio a trovare una cosa proprio in euro, Cadin? Cioè, ma esiste? Se noi manca Decathlon sa che ha fatto una cosa in euro. Vabbè ragazzi, cambiamo di nuovo reparto. Questi reparti quando rimane appena in coppa all'autostrada. Oh, amo, questo te lo puoi comprare però. Ci vedo. Oh, guarda, c'ha pure il mantieni... Qui qualche prezzo abbordabile ci sta, €4,99 sono gli scaldacollo.
Amore, cioè ti rendi conto che non ti entra? Ma ci capito, è piccirill. M, cioè significa che c'è il capucchione. Ma che vuoi origine? Piglia la taglia mi. Tu a te ma- si piglia la taglia S, va? Sì, vuoi vedere? Con tutto il cappello in capo. Dove va? Ma va, Non dove va? mi è entrato, ma c'è il cappello. A few moments later. Come dai aiuto? A così tu vietto? A così? Ragazzi, giudicate voi nei commenti. A così uno non la bicicletta senza mettere un casco. Dove qua? Guarda, vedi? Non lo vedi come tiene coppa il riccio? Guardate come lo tiene. Guardate che il ricchiaro è ten. E tiene a pumbè e ten. A fa mucca, tiene un capuccione, pure tu. Abbiamo la sicurezza in testa. 14,99. Tu tieni l'uoglio in capo. Cioè non volevi fare i capelli. Tieni l'uoglio extravergine d'oliva. Ma ci fa shampoo. Oggi è sabato. Il sabato si fa lo shampoo. Tu mi hai fatto scendere di mattina e quindi lo shampoo non l'ho potuto fare. Ma quando torniamo a casa mi devo fare lo shampoo. È normale, ma fatica. Sabato mattina si lavora. Tutto per voi, signori. Quindi lasciate un mi piace. Senti, qua possiamo trovare secondo me. Vabbè, in realtà prima i calzini già li abbiamo visti. Stavano 3,99 €. Vabbè, sono pure quelli da 11 euro, 24 euro. Oh, vero, e chi se la dà tra Regina Elisabeth? E anche qua non si trova nulla. Mamma mia, come mi vorrei comprare i pattini, lo sai? Ma che sei purtroppo? Sì, questi sono bellissimi. Ma che si cavano 4 euro su facile a de purtroppo. Ma quando mai? Questi si utilizzano a pattinaggio, che dici? E chi la di là quali sono? Quelli non sono da pattinaggio proprio, quelli sono per giocare, capito? No, vero, questi qua sono per cadere. Ma quando caduto che ci piace pure che pattina. Skateboard, pattine. Una volta pure con la bicicletta. Sapevi purtroppo anche. Torniamo alla nostra challenge. Noi ci avviciniamo sempre ai reparti dove vedete i prezzi cominciano ad abbassarsi un attimo. 2,99 invece di 5,99. Ci sono i saldi su questo paio di calzini. Secondo me è difficile, Le scarpe ad 1 euro, ti immagini? Ah, ma qua siamo di nuovo all'ingresso. Ma che cos'è questo? È porta PC? Cioè il DC portatile? No, questo è sulla neve, cose in coppa neve. Bello! Tra l'altro non so anche assai, sta a 4,99 €. Ragazzi, abbiate fede, il prodotto da 1 euro top lo troveremo. Perché se state vedendo questo video pubblicato vuol dire che l'abbiamo trovato. E occhio, spoiler. Attenzione, e che sono questi cosi? 2,99 €? E che è su coso? Pingu? Pinguino. No, pingu. Pingu. Na na na. Qualcosa delle pulizie, tipo una salviettina. E che è su coso? Ah, scaldadita! Capì? Serve per scaldarti il piedino. Quando vai sulla neve che c'hai freddo. 1,99 €! Signori, e che è su coso? Ah, Per come pulire pulizia in gli lente. occhiali. Però è fatto un po' di cartone, eh. C'è due chip in lente con su coso. È doppio! Parecchie doppie. Ah, vieni, bello. Siamo nel tuo reparto, vieni. Il reparto dei bambini. Secondo me qualche gioco a 1 euro potremmo trovare. Tipo questa pallina, secondo te? Sta a 4,99 €. Ah. Invece 2,99 €. Questi qua 3,99 €. Oh, a sto costume metto un coppa e dito. 1,49 €. 1,49 €. Oh, questo è l'elastico per i capelli. Questo serve, questo è utile. Attenzione, questo te lo puoi comprare tu. Sta però me lo bollino. compri tu. Beh sì, ovviamente, come al solito. Ci stanno in varie colorazioni, rosa, turchese e salmone. Quello che piace a me. Questo ce lo prendiamo. È un nuovo rosa. No, ma è più bello Chissà. così. Ah. Azzurro Napoli Creators. Quindi signori, primo cop a 1,49 €. Agitti che trovavamo qualcosa. Ma non è finita qua. Qua stiamo andando nel reparto giusto secondo me. Reparto nudo con gli occhialini a 2,99 €. Secondo me ti traso tutto mare dall'uoc. E a proposito di acqua, è con pesce. 1,99 €. No, però non ci stanno più. Cioè sono finiti. Li hanno comprati. Che cos'era? Custodia occhialini da nudo. Pure utile era. La cuffia 1,99 €. La cuffia pure è importante. Non in questo periodo. Che è una poca mai coppa neve. Vabbè, ma chi fa piscina però? Qui ci stanno le ciabatte, ma canisciuno ciabatte. Qua sto coso quanto è utile. È il tappetino per i piedi da mettere all'interno degli spogliatoi. Vabbè, io parlo e che lo sta guardando la gente perché lanciucesse, che poi ne avete proprio te. Ma sta 6 euro? Ah, ci capito, ma quanto è utile? Io per esempio questo lo vedo agli altri negli spogliatoi e moccat mai. Ma nemmeno questa volta lo posso comprare perché sta a 5,99 €. Fuori budget. L'acqua è poco e a papà non galleggia. Ora parto pesca? Chiama pesca. Ah, wow. Aspetta, secondo me qua. Ma Vedi? non sono utili per noi. Beh, ho capito, ma io devo far vedere quello che si può comprare con 1 euro. Comunque ci stanno dei prezzi bassi, però il più basso è questo. Filo polivalente a 2,49 € per pescare in tranquillità. Anche qui, sempre reparto pesca, ci stanno tantissimi prezzi bassi. 3,19, 3,19, 2,19. 1,99. 1,99. Girella. Magari Girella arredamenti. Non lo so, non siamo esperti di pesca. Ho trovato, signori, in un altro reparto, non so che reparto è, il reparto di caccia secondo me. Ho trovato questo a 1,99 che sono degli elastici, fasce per criniera in silicone. Ma a cosa servono? Per i cavalli, scusa, la criniera dei cavalli. 1,99. Poi abbiamo questo, che è su cosa? C'è scritto equitazione, sempre per i cavalli. Forse per pulire il cavallo. Una spugna morbidissima che non graffia il cuoio. 1,99. Se avete i cavalli è ottimo. Ma attenzione, perché per la prima volta in assoluto abbiamo trovato il primo prodotto a meno di 1 euro. Ah. Eccolo qua, 0,99 centesimi.
cos'è? Eccolo, questo, ideale per rimuovere fango e sterco. A merda. Oh, Ma che vuol dire? in stall, il fango, 0,99, questo è utile. Oppure gliela regalo a Patrizio Chianese. Oh, ed è pure utile, perché ha un cavallo, fatemi sapere qui sotto nei commenti se è utile, ok? Siamo arrivati al reparto dei bambini, primo prezzo tecnico 2,99 €. Cioè comunque ci sta, guardate qua, che immensità ancora da vedere. Reparto palestra. La prima cosa che vedo, cardio training adulto, 2,99 €. Sarebbero queste qua. Queste sono le donuts. Guarda, mo comunque farti una challenge proprio difficile. Stiamo girando effettivamente qualsiasi tipo di reparto. È la challenge più difficile di questa serie del cosa compro con €1. Però io l'ho fatta pure perché me l'avete consigliata sotto nei commenti, Luisa me l'ha consigliato. Occhio, io vi leggo, quindi consigliatemi altre challenge. Marianna, mi ha preso in cassa, Marianna. Non la conosciamo, Marianna. E fatemi sapere soprattutto posti in cui andare a fare questa serie, del cosa compro con €1 o cosa mangio con €1. Mancano ancora 2 reparti. Uno è il nostro preferito. Andiamo. Siamo finalmente arrivati nel mio mondo, signori. Siamo nel mondo del calcio. Io spero vivamente di trovare almeno una cosa. Non mai sapere a €1. Una cosa in offerta, pure un pallone, sai, di carta. A proposito di palloni, questo qua taglia 5, 29,99 €. Pallone della serie della Puma. Oh, ma aspetta, questo qua quanto sta? Questo è quello di plastica. 5,99 €, no? Invece abbiamo lo zainetto del Napoli, 14,99 €, troppo alto. Palloni. Però pensavo che i palloni stessero di più, sinceramente. C'è questo pallone qua della Kipsta, che per colori è simile a quello della Serie A, sta a 9,99 €. 3,49 € il fischietto dell'arbitro. C'è qualcosa che si avvicina. Ah, però siamo ancora troppo lontani. Guardate questo mini pallone Europa League della Kipsta. È bellillo. È come sporco. Questo pure Ducan. Non penso sia sporco, penso sia proprio così. Ah, no, guarda là, perché quelli là sono più bianchi, sono proprio sporchi, tutti scappa la gente, poi siamo. Che schifo, madonna, mi messi fatti un gran fastidio. Come per esempio Spork, questo pallone qua. Pallone della Juve, non ci sta scritto nemmeno il prezzo perché non è acquistabile. Signori, le scarpe a 11,99 €. No, trovare una scarpa a €1 da Decathlon sarebbe la vita, sarebbe da content pazzesco, assoluto. Meno che non me lo faccio regalare da qualcuno. Da te? No. Ok. Oh, vedi questo? Guarda, vedi, sono più piccoli. Se questo costava 5 €, questo... Oh, chissà quanto stanno. No, 3,99 €. No, ma solo €1 di differenza. E poi 4,99 €, non ti compri questo qua più grande? Infatti. Signori, un pallone da 2,99 €, non ci credo. Manca solo €1 al nostro obiettivo. Aiù, 2,99 €. Dai, ci siamo. Ah, ma scusami, tipo questi? Ma questo però è differente perché questo è di gomma, questo è di cuoio. Tu le scarpe a €1. Ma questo è scemo, Però qua ci sono cose che si avvicinano, €2,99 €. Calzerotti che dopo la prima lavata non li tieni più. Maglia Kipsta 4,99 €. Oh, comunque come mi piace sto reparto a me. Mamma mia. Non ci credo. €1. Questo è scemo proprio, dai. Ho trovato la tua testa. Questi a capistiwi, 11,99 €. Lo zaino del Napoli, 29,99 €, quindi non mi avrai mai. €2,99 €. Oh, mamma mia, la casacca dei bambini. Ma che è sto coso? Ah, per la bucatura del pallone. Sì, 3 aghi, 2,99 €, quindi uno solo. €1. E quindi, signori, attenzione perché c'è una pallina minuscola qui da baseball, ma non c'è il prezzo ed è pure di gomma. Non lo so se sta €1. Poi io te la lancio e fai come il cane. Ti è messa paura. 4,99 €. Mannaggia la miseria, sto Mario, ma che me ne fotti, Mario. €2,99. Non ci credo, il pantaloncino a €1. Basta. Manca ufficialmente l'ultimo reparto. Siamo nel reparto, come si chiama questo? Siamo nel reparto alimentazione e benessere. Quindi praticamente una cosa collegata alla palestra, con tutti gli snack delle palestre, gli integratori. Ho già trovato il primo. Adesso lo trovo io. Mo' l'ho già visto. Eccolo. 1,99 €. Eccolo qua. Questo si potrebbe comprare. Gluten free, quindi senza glutine, però sicuramente il lattosio ci sarà. Ingredienti: latte. Oh, pure questo sembra Enerbit. Diciamo è l'unica marca che fa pagare €1 le cose. Blueberry e nuts. Nuts. Ok, seconda barretta comprata. Oh, ma qua ce ne stanno un sacco, Cioè, questo è un reparto che quando veniamo da Decathlon non vediamo mai. Perché noi non mangiamo proteico. Esatto, mangiamo la chiave. Il reparto benessere e fitness ci regala ancora una gioia. Il cookie a €1,89 €. Ah, secondo me questo è buono. Infatti prendiamo anche questo perché sono tutte cose utili. Abbiamo anche un prodotto bio, sempre a €1,59 €. Ancora di meno questo qua. Barretta biologica senza glutine.
glutine. Senza glutine, ok, senza lattosio, nessuno se ne frega, no? Vabbè, possiamo anche morire noi. Una cosa a meno di €1? L'acqua 0,99. Ci sta, prendiamola perché mi sto soccando in canna. Siamo venuti a mangiare a Cadino praticamente. Quindi il video diventa cosa posso mangiare con €1 da Decathlon. 0,99 centesimi. C'è un'ultima cosa ancora. Choco Cereal Bar. 30 centesimi la busta. La busta pure la possiamo prendere. Quanti prodotti abbiamo preso? 1, 2, 3, 4, 5. Questo è il cookie di Decathlon a meno di €1. Proteico. È buono, veramente buono, amore. Speriamo che questo video vi sia piaciuto. Commentate ragazzi, fateci sapere altri posti, io ci tengo. Mi raccomando, lasciate un bel mi piace, un bel commento. Iscrivetevi al canale e noi ci vediamo in un prossimo video. Ewa, ciao!